Buon pomeriggio a tutti, o buonasera perché ormai siamo arrivati verso sera. Permettetemi alcune considerazioni su un anno che è evidente, è un anno molto particolare, quello del 2020 che è appena trascorso, per tutte le situazioni che non stiamo a evidenziare, ma sono note a chiunque di noi. Quindi è evidente anche che i dati rispetto ai valori specialmente delle produzioni sul venduto sono certamente in contrazione rispetto all'anno precedente e su questo c'era da aspettarselo. Però permettetemi un paio di considerazioni sulle quali credo sia opportuno fare delle valutazioni complessive nel sistema della produzione agroalimentare regionale. Fatto salvo che l'essere riusciti a ricostituire una capacità dell'ente regione di rendere disponibili dati organizzati, certificati e quindi assolutamente incontrovertibili, visto che le banche dati dalle quali questi sono estratti sono ufficiali e quindi non sono soggetti a discussione, è qualcosa che mancava e si sentiva pesantemente questa mancanza, perché diventa impossibile fare qualsiasi tipo di valutazione e programmazione rimanendo a quel punto su delle valutazioni che diventano quasi delle valutazioni personali, perché non si riesce ad avere un parametro. Dico anche che il lavoro che si sta realizzando per implementare ancora di più questa capacità di riuscire a gestire in tempo anche reale dei dati che oggi esistono, caricati ad esempio da ogni singola impresa all'interno dei sistemi già attualmente in uso e per i quali la nostra regione non ha un accesso diretto, penso banalmente a tutti i dati del fascicolo in forma organizzata, non in forma singola, perché l'analisi per singola azienda è fattibile, però a noi interessa avere uno scarico in continuo del dato macro, potendo poi andare a gestirlo, altrimenti non ha un senso logico. Su questo c'è un'attività che si sta implementando per riuscire ad addivenire finalmente a una capacità anche di dare quelle risposte nei tempi che poi i vari comparti richiedono per le varie valutazioni. Non possiamo dover attendere un anno per ottenere dei dati, a volte dovendoli chiedere svariate volte. Alcuni non so, guardo i miei dirigenti in sala, alcuni non so se sono arrivati dopo mesi, ecco, non sono ancora arrivati dopo mesi che li stiamo chiedendo. Quindi permetteteci, questo non è un sistema che oggi può essere nel 2021 un sistema gestibile. Quel volume di informazioni dovrebbe poter essere utilizzato immediatamente, andando poi a definire i sistemi per l'organizzazione, la gestione e l'elaborazione dei dati stessi. Però chiuso questo capitolo su cui si sta interfacciando in maniera importante con il soggetto attualmente detentore di quei dati e con i vari applicativi che sono nati per la gestione, arriveremo. Però volevo farvi notare un passaggio che prima è stato in maniera così discorsiva rispetto alle valutazioni evidenziato, ovvero l'incidenza della percentuale, la percentuale di superficie totale in uve da vino rispetto alla SAU, quindi rispetto all'intera superficie agricola utilizzabile. Noi abbiamo come regione quasi 3 volte la percentuale della media nazionale. Quindi significa che abbiamo uno sbilanciamento complessivo verso la produzione di uve da vino su questa regione che è di 3 volte quella delle altre regioni. È chiaro che questo deriva dalla vocazione, ed è evidente, ma deriva da una serie di valutazioni che forse sarebbe bene andare ad analizzare per capire per quale motivo c'è stata questa tendenza importante ad un'espansione così forte delle colture di uva da vino sul territorio regionale. Una delle prime considerazioni deriva dal fatto che su quella coltura ci sono delle marginalità che riescono a dare la possibilità di avere un reddito aziendale, su altre no.
che è paradossale dover fare un ragionamento di questo tipo, perché quando vediamo gli altri dati dove oggettivamente vediamo produzioni in calo, prezzi in crescita, prodotto latte prodotto in più, quello che manca è la fase successiva, ovvero quel prezzo, sia pure in aumento, garantisce la sostenibilità delle aziende o siamo comunque al di sotto di quel livello di sostenibilità per cui tendenzialmente potremmo vedere ancora più imprenditori portati a pensare di fare dei cambi radicali nelle loro impostazioni culturali e veder crescere ancora di più quella percentuale di uve da vino prodotte rispetto alla SAU? E questa è una grande domanda su cui credo però si debba fare un ragionamento. Noi lo abbiamo fatto pensando che quel settore che oggi riteniamo essere in difficoltà più forte, ovvero tutto quello legato alla zootecnia, specialmente per le produzioni da latte, non per la produzione, ma per il prezzo che riescono ad ottenere, non consenta alle aziende di pareggiare i costi e quindi di avere una sostenibilità aziendale, e allora tutto si è cercato di fare, specialmente in quest'ultimo anno, per sostenere quel settore nel rendere le aziende più, brutto termine, resilienti, ma comunque più competitive, più capaci di riuscire ad avere una sostenibilità economica, e dall'altro proprio in questa stabilità andremo a fare 2 interventi che invece sono legati alla promozione, quindi per cercare di aumentare non solo i volumi ma anche il posizionamento sul mercato delle produzioni trasformate proprio sul settore delle DOP, perché sostanzialmente questo sarà per il Montasio, e poi vi parlerò della questione legata al settore vitivinicolo e alla promozione dei prodotti del settore vitivinicolo. Perché qui ragioniamo in termini assoluti. Come dicevo, manca quel ragionamento invece rispetto alle tenute delle aziende. E questa condizione poi vede far modificare quegli indicatori in modo costante negli anni, e se andassimo a valutare solamente per singola produzione il trend delle aziende, e avendo la capacità di verificare quante di queste hanno cambiato impostazione culturale, vedremmo dei dati estremamente interessanti. Queste analisi, concludo su questo passaggio, riescono a essere fatte però esclusivamente disponendo di quella capacità di gestione e di quei numeri che oggi sostanzialmente ancora non sono nella nostra disponibilità, ma lo saranno a breve. Dicevo che c'è un investimento che andremo a realizzare, a finanziare con la legge di stabilità, è già passato in commissione, quindi di fatto è pubblico e non è un segreto, per la promozione di quelle che sono le nostre DOC regionali. Un intervento anche consistente dal punto di vista economico, che cercherà con questo di riuscire a dare quella capacità al sistema delle imprese di aggredire il mercato, riuscendo a non solo ampliare e spostare magari i centri delle vendite su segmenti di mercato dove c'è più remunerazione piuttosto che più acquisto, perché gli acquisti vediamo che tutto sommato riescono a tenere, ma i prezzi non sono così garantiti. Sperando, qui facciamo tutti gli scongiuri del caso, che il 2021 abbia un andamento per tutto quello che è accaduto nel 2020 legato alla pandemia completamente diverso, perché altrimenti le situazioni a questo punto vanno valutate con tutt'altre dinamiche. È chiaro che il posizionamento può essere fatto attraverso le iniziative di promozione sulle quali l'intervento può esistere. Dopo, uno dei segnali che invece anche il gruppo ristretto degli operatori ha evidenziato è le metodologie utilizzate dal sistema dei produttori per la vendita. Questo ha iniziato a evidenziare come quello che fino a ieri non era un canale di distribuzione o di vendita così importante, oggi sta assumendo delle dimensioni diverse. Mi riferisco all'e-commerce,
che prima è stato evidenziato. Anche qui ci sono delle formule per sostenere la creazione o l'implementazione degli e-commerce. Fino ad oggi non hanno avuto questa grande richiesta o questa grande adesione. Forse anche qui c'è una necessità di una valutazione. Quindi per andare un attimo a concludere, qui oggi facciamo e trasmettiamo una fotografia, sostanzialmente una fotografia dettagliata che troverete nei vari documenti messi a disposizione, anche una classificazione molto più precisa di quella che è stata esposta per necessità di brevità dell'intervento, però su questi dati non possiamo fare delle valutazioni a prescindere, dobbiamo avere quella capacità invece di andare un po' oltre, perché diventano questi uno strumento di lavoro con il quale poi fare le valutazioni, perché vanno incrociati con quello che sostanzialmente ancora oggi manca. Qui in sala non riesco a vedere i collegati da remoto, perché ovviamente questo non riesco a farlo e non ho l'elenco, però già qui in sala vedo molti volti conosciuti con i quali più volte ci si è confrontati a seconda del settore di riferimento. Questo era quello che si percepiva, prima ancora che la fotografia fosse in qualche modo finita e definita, ma la certezza che avevamo era quella invece legata al fatto che le imprese riuscissero ad avere quei margini tali per rimanere attive. Oggi abbiamo un dato di un meno 0,7% mi pare sul numero delle imprese, 12.500 fascicoli attivi sostanzialmente. Di queste, quante pensiamo fra 5 anni di vederne ancora attive se restano collocate con l'attuale tipologia produttiva? Penso ad esempio a tutto quello che è produzione a pieno campo, dove è vero che i prezzi quest'anno sono cresciuti, ma è un caso che fa quasi così parametro di riflessione, ma non ha alcuna incidenza sul trend complessivo, che vede invece quei prezzi calare costantemente e non essere governabili. Su tutte le produzioni agricole, quindi non alimentari, la difficoltà è proprio capire come riuscire a ricollocare quei prodotti nei vari segmenti di mercato per aumentarne il valore, ma è difficile farlo sulle produzioni agricole, a meno che non siano quelle frutticole che abbiamo visto, hanno trovato delle collocazioni estremamente interessanti che sia in termini di prodotto sia in termini di valore sono aumentate in maniera importante. Sulle trasformate, qualunque esse siano, perlomeno abbiamo uno spazio di agire sul prodotto trasformato, perché a quel punto può essere valorizzato, può essere sostenuto, può essere promosso e lì riusciamo ad avere qualche capacità in più. Io non vado oltre, però penso che il sistema nel suo complesso, e questa è un po' una forzatura che faccio, dovrebbe utilizzare quanto viene messo a disposizione, dovrebbe fare dei ragionamenti e fare delle proposte, non attendere che qualcuno dica cosa dobbiamo fare, cosa produciamo il prossimo anno, io cosa devo seminare, che tipo di produzione vitivinicola dobbiamo fare. Attenzione, il sistema a regione è il massimo dei supporti utilizzabile, il più grande centro, se vogliamo, di sostegno sia finanziario, e lo fa con dei volumi finanziari che nel settore agricolo, ricordo a me stesso, sono di quasi 140 milioni di euro all'anno, contando le formule europee più le formule a finanziamento regionale, cioè dei volumi che vanno ben oltre la percentuale di PIL prodotta dal sistema agroalimentare all'interno del PIL regionale. Può essere un supporto molto forte rispetto al sostenere gli indirizzi che vengono scelti, non può e non deve sostituirsi invece
in quella fase di scelta che è propria del sistema produttivo, perché non è corretto che sia la politica a decidere dove devono andare gli imprenditori. Io se fossi un imprenditore mi arrabbierei. È corretto invece che ci sia una capacità di organizzare delle proposte coerenti rispetto a quello che si riesce ad avere sia come fotografia sia come tendenze, e su quello chiedere un confronto per riuscire poi a trovare delle misure che possano adattarsi meglio a supportare, ma non a sostituirsi. Come la vedo anche non propriamente corretta che alcune attività siano a totale carico pubblico, perché va bene tutto, però le attività a totale carico pubblico sono un problema dal punto di vista anche dell'impostazione, essendo questo comunque uno Stato che fa della libera iniziativa imprenditoriale uno dei suoi fulcri e sui quali credo sia opportuno non abdicare. Io concludo con questo, che in realtà è il classico messaggio subliminale, neanche tanto, perché questi sono strumenti di lavoro, adesso tutti dovrebbero poterli utilizzare, noi li mettiamo a disposizione, e dall'altra parte la disposizione massima è nel trovare le formule di sostegno, ma iniziamo a capire dove è più opportuno andare con questo mondo che altrimenti rischia di essere lasciato al singolo che cerca di trovare una soluzione al proprio problema contingente. Normalmente le iniziative legate al singolo possono essere anche foriere di grandi successi, ma certamente in una percentuale inferiore rispetto al totale degli operatori di quelli che poi vedranno invece delle soluzioni, dei risultati che non saranno quelli attesi. Grazie.